Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi parliamo delle nostre, una delle nostre piacevoli collaborazioni in partnership che abbiamo con festival che si svolgono quasi sempre alla fine dell'estate. Abbiamo parlato qualche tempo fa del premio Mercurio d'Argento e poi del Cinema Record, e questa volta siamo al Romix, 31esima edizione del Romix, che all'interno ha un premio dedicato alle colonne sonore che si chiama Music Comics, che è arrivato, signori, alla seconda edizione, quindi cresce. Un premio, l'altro anno ci sono stato appunto alla prima edizione, ho visto veramente una pletora di appassionati che sono appunto arrivati alla Fiera di Roma, perché il Romix si svolge alla nuova Fiera di Roma, e noi oggi abbiamo il direttore creativo del Music Comics. Lo faccio entrare con grande piacere. Ciao Mirko Fabreschi. Ciao Marco, ciao a chiunque ci stia guardando, ciao. Allora Mirko, dunque ci ritroviamo qui dopo un anno, come dicevamo nel backstage, a questa seconda edizione del Music Comics. L'altro anno è stato un gran successo di pubblico e peraltro è anche stato uno show che dal punto di vista dell'impianto ha funzionato benissimo. Io me lo ricordo, ho visto scene da stadio di ragazzi, anzi di un pubblico trasversale che prendeva dai più giovani e anche a gente più âgé come me, cantare insieme sigle che mano a mano in qualche modo venivano proiettate. Ecco, Mirko, è stato corroborante il successo dell'altro anno per questa seconda edizione. Se lo aspettava il Romix che il Music Comics fosse così? Ma sai, guarda, ci speravamo. La prima edizione si fa sempre un po' per gioco e per scommessa, come tutte le prime volte. La seconda edizione è sicuramente una conferma, c'è una consapevolezza che questo è un premio che è destinato a durare nel tempo, è un premio anche necessario, perché poi tu hai citato nella tua apertura altri festival di musica per immagini che sono tutti giovani, quindi evidentemente c'è proprio una necessità di chi ama questo ambito, ma di chi ama la cinematografia in generale, di celebrare quella componente, quell'attore invisibile che è appunto la musica, la colonna sonora, al di fuori dei festival del cinema, dove è soltanto spesso un appendice anche un po' mortificante. E quindi non credo che sia un caso che proprio in questi anni stanno nascendo realtà di questo tipo. Romix, per sua vocazione, è un contenitore di cultura pop, quindi celebriamo anche colonne sonore un po' inusuali. Prima hai citato i cartoni animati, ma anche i videogiochi, che è un altro universo in espansione, e dall'economia anche importante, che sta dando soddisfazione anche dal punto di vista artistico a molti nostri colleghi. La cinematografia di genere, ma anche la serialità televisiva, insomma tutto quell'universo che piace ai ragazzi di ogni età, ai ragazzi della nostra età, quelli più piccoli, e che in qualche modo ci unisce. Quindi torneremo a essere uniti, affratellati dentro il padiglione 8 della nuova Fiera di Roma, sabato 7 ottobre alle ore 15, da una passione che è quella appunto per la musica per immagini e per la narrazione pop in generale. Sì, poi peraltro, essendo questo un matrimonio con il Romix, io lo ricordo sempre, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, questo fa già capire un po' un attimo il focus anche del Music Comics, dico bene, c'è una particolare attenzione a questo aspetto, e su questo siete un po' un caso unico in Italia, no? Non credo che ci siano altri. Sì, siamo un caso unico, mi dicono, in Europa, però guarda, l'Italia è l'anomalia nell'anomalia. Chiunque negli anni ha frequentato le sigle televisive, le colonne sonore della cinematografia di genere, ma se vuoi anche la musica per la pubblicità, e adesso la musica per videogiochi, è sempre stato da noi un artista trasversale che ha attraversato poi anche la cinematografia più convenzionale. Ecco, penso quando io ero bambino e guardavo Ufo-Robot, quella sigla era una sigla scritta da Vince Tempera, lo stesso che nello stesso anno
arrangiava l'Avvelenata di Guccini e che firmava le colonne sonore di film per Fulci che poi ha ripreso Tarantino l'altro ieri. E quindi questa modalità, anche questa trasversalità artistica che hanno i nostri compositori in generale di musica per immagini è affascinante. L'anno scorso ti ricordi che, per esempio, premio alla carriera, intitolato non a caso a Luigi Albertelli, a proposito di UFO Robot, che con lo stesso agio con cui ha scritto Zingara o Non voglio mica la luna, ha scritto anche UFO Robot Capitan Harlock, era un amico di Romix, gli abbiamo intitolato un premio alla carriera. L'anno scorso lo hanno ricevuto i fratelli De Angelis, che hanno iniziato con un testo di Albertelli nel mondo delle sigle TV con Furia Cavallo dell'Ouest, cantato da Malma, scritta dai fratelli De Angelis, e che si sono equamente divisi tra televisione e cinematografia, e l'anno scorso appunto gli è stato tributato un applauso che era assolutamente trasversale, transgenerazionale, e quest'anno ripeteremo, si spera, quella magia, anzi sono sicuro. Guido e Maurizio De Angeli, che sono spesso ospiti qui a Soundtrack City, sono due personaggi divertentissimi, sono una fonte di aneddotica sul cinema di quegli anni che è pazzesca, e peraltro hanno un seguito altrettanto pazzesco, perché non solo non c'è come posso dire, divisione tra età, ma addirittura nazionalità. Vedo che vanno all'estero e fanno dei concertoni anche lì. Quindi, tornando a noi, noto che Vince Tempera, che l'hai nominato, è sempre presidente onorario, e immagino ci sarà anche quest'anno, credo. Assolutamente. E ci parli degli altri ospiti, quelli di cui puoi parlare. Faccio distinzione tra giuria e ospiti, e addirittura candidati e premiati. L'anno scorso il premio della critica, intitolato a Andrea Lovecchio, è stato assegnato non è Mirko che no, è Chico. Chico è la mia omba, anzi guarda, aspetta che almeno così giustifichiamo. Chico, vieni qua, di la tua. Ok. Oh, di che colore è? Perché qui vedo una macchia nera proprio. Chico è nero. Chico, sai, c'è, a proposito di cinema e cinema d'animazione, c'è questa regola non scritta che è quella della carica dei 101, per cui cane e padrone tendono ad assomigliarsi. Ecco, questo sono io, questo è Chico. E effettivamente è una regola che te proprio la comprovi. È la carica dei 101 che ci dipinge così. E ti stavo dicendo, quindi l'anno scorso Franco Fasano, che molta musica per ragazzi, da Zecchino d'Oro alle sigle dei cartoni animati per Cristina D'Avena, per esempio, ha scritto, è anche un grande compositore in senso generico, un grande cantautore. L'anno scorso ha ricevuto il premio Andrea Ovecchio, quest'anno appunto è di fatto in giuria a seguito di questo premio. C'è Mariella Nava, cantautrice, anche lei si è adoperata molto per la musica per la televisione. C'è Andrea Morricone, quindi figlio di Ennio, che ha chiaramente anche lui una carriera consolidata e indiscussa nel mondo della musica per immagini e della composizione. E ci sarà una sedia vuota. Abbiamo scelto di non tenere una giuria pari perché avrebbe dovuto esserci Olimpio Petrossi, che è uno storico produttore della RCA, un amico, un fratello, ed è quello che ha inventato il genere sigla in Italia, anomalia tutta italiana. La RCA nel 78 ha trasformato un'esigenza televisiva, cioè quella di accoppiare a alcuni prodotti di animazione giapponese una canzone, e Olimpio ha avuto l'intuizione di non fermarsi al minuto di cui c'era bisogno, ma fare delle canzoni di senso compiuto, commissionarle ai grandi della musica leggera italiana che la RCA aveva sotto contratto in quel momento, da Nico Fidenco, appunto agli Oliver Onions, a Michalizzi, eccetera, eccetera, e di trasformarlo in un genere musicale. Sì. Tant'è che ancora oggi ci sono concerti di sigle di cartoni animati o realtà come Cristina D'Avena o quella di cui io, quando svesto i panni del compositore, faccio parte con i raggi fotonici, con cui da 30 anni faccio sigle di cartoni animati, perché c'è un mercato e c'è un pubblico. E Olimpio si è inventato questa modalità, al di là di aver prodotto molti artisti della musica leggera italiana. Molto bello che hai ricordato Olimpio Petrossi, che io conobbi negli anni 90, quando ci fu il passaggio tra
da RCA a Sony BMG, anzi a BMG e basta. Sì. Quindi insomma, grande persona, c'è tutta una generazione che a me purtroppo ci lascia il testimone. E senti, Olimpio però ci fa un regalo, lascerà una sedia vuota, avrebbe dovuto esserci, non sarà in giuria. Un amico che avevamo in comune con Olimpio e con cui ogni tanto ci vediamo, è Marcello Cirillo, che è un musicista, un conduttore, un volto noto di Rai 2, e quest'anno conduce lui in Musicomics anche per ricordare Olimpio. allora, dunque, io voglio ricordare un attimo le categorie che saranno appunto premiate: miglior colonna sonora per un videogioco, miglior canzone, miglior doppiaggio musicale, miglior interprete cine TV. Del premio Lovecchio ne abbiamo parlato, però forse è il caso di dirle due paroline. Qual è il focus del premio Lovecchio? Allora, Andrea Lovecchio è stato una figura veramente trasversale, è stato un produttore, un paroliere, un compositore, si è sempre diviso tra musica, televisione, scrittura, testo e composizione, e la sua cifra è sempre stata la qualità, perché Andrea era oggettivamente un poeta, e Andrea Lovecchio ha scritto molte sigle di cartoni animati che avevano come caratteristica una poetica quasi, a me ricorda molto Gianni Rodari. Non so se tu ricordi una sigla che si chiamava Bia, che è una sorta di filastrocca. Parte con un Bia, bie, ba, be, bie, ba, be, bi, bie, o, ba, be, bi, bo, quindi tutto sulle onomatopee, e poi si sviluppa in maniera molto poetica, parlando della magia e della fantasia come forma di magia nella strofa. Beh, non la E conosco, ma molto rodariana, ecco, diciamo, da come la descrivi. assolutamente. E lo è, lo è, lo è. E quindi gli abbiamo intitolato, insieme alla famiglia, il premio della critica, un premio che è assegnato da giornalisti musicali esperti di musica e musica per immagini, di cui fa parte anche tu, di cui fa parte appunto anche una schiera di amici e colleghi che fanno della musica e della musica per immagini una professione 365 giorni l'anno. Avete anzi individuato un meritevole assegnatario del premio Andrea Lovecchio, che è Luigi Lopez. Luigi Lopez ha scritto La nevicata del 56 di Mia Martini, ma ha scritto anche la canzone di Pinocchio, la sigla di Pinocchio, naso di legno, cuore di stagno, burattino, su testo di Carla Vistarini in quel caso. E quindi Luigi è stato indicato come il più meritevole di questo premio. Premio alla carriera, quest'anno sarà un doppio premio, quello che l'anno scorso è stato dei De Angelis, anche in memoria di Olimpio Petrossi. Abbiamo deciso di omaggiare quel mondo RCA che ha a che fare sia con le sigle dei cartoni animati che con il cinema, e quindi il doppio premio è per Douglas Meakin e Riccardo Zara. Ora, Riccardo Zara è stato un collaboratore di Bruno Lauzi per molto tempo, ha scritto Viaggio di un poeta per i Dick Dick, per citarne una, però ha scritto nel mondo delle sigle dei cartoni animati L'Uomo Tigre, Lady Oscar, Yattaman, insomma, grandi successi degli anni Ottanta. Douglas Meakin, per le colonne sonore, ha lavorato moltissimo con Detto Mariano, con Stelvio Cipriani, è stato spesso voce nelle colonne sonore di Ennio Morricone. C'era una volta in America il tema di Yesterday, nella scena, quella, una delle scene madri di De Niro alla stazione quando ripensa al suo passato, quella è la voce di Douglas Meakin, che con Morricone ha anche arrangiato vocalmente quel brano. Però ha scritto anche Candy Candy, Mazinga, Sanpei ed altri successi degli anni Ottanta. Così né così proprio. No, però è divertente, ecco, vedere continuare a vedere a distanza di 40-50 anni questa trasversalità, l'agio con cui gli artisti di ieri e di oggi che frequentano il mondo della musica per ragazzi, delle sigle televisive, siano gli stessi che poi hanno frequentato la cinematografia o altre forme di musica per immagini, penso per esempio alle pubblicità, ai jingle pubblicitari. E quindi il doppio premio alla carriera quest'anno è per Zara e Nikhil. Benissimo, benissimo. Ma sai, una cosa che noi abbiamo sempre visto da qui è il profondo eclettismo della maggior parte dei compositori di musica applicata, cioè che tu fai la sigla per un cartone animato, fai la colonna sonora di un film drammatico, o di una commedia o di una pubblicità,
comunque devi avere un'attitudine all'eclettismo che ti fa essere naturalmente trasversale. Quindi in questo senso io vedo che tutti questi artisti che tu hai citato sono più o meno così, cioè passano da un tipo di produzione all'altro con grande naturalezza. Senti Mirko, io per ultimo ti faccio la domanda che tanto io la risposta la conosco, insomma, noi siamo gemellati con Colonne Sonore, che è, diciamo così, il braccio scritto di Soundtrack City, che quest'anno compie 20 anni. Io sono il vice direttore da 2 o 3 anni, ma chi invece è 20 anni che porta questa croce sulle spalle è Massimo Privitera, direttore. Noi festeggeremo, insomma, da te questo ventennale. Parlaci un po' di questa cosa di cui ti siamo gratissimi. Ma invece sono io grato a voi di venire a parlare di una storia che è appunto una storia trentennale, che è quella di una rivista non solo coraggiosa, ma anche prolifica, viva, forse una delle poche. Ne parlavamo appunto prima di questa diretta, di come molte altre realtà di questo tipo siano capitolate negli anni, ovviamente non per loro volontà, ma perché poi è un'editoria complicata, perché è una nicchia forse anche complicata da accontentare, quella di chi ama questo ambito, però voi avete trovato la giusta chiave, avete intervistato praticamente chiunque, e chiunque non soltanto in ambito nazionale, ma soprattutto appunto continuate, e questo ne do atto a Massimo, che è quello che da più tempo porta la croce, ad avere una vitalità e un entusiasmo che fa sì che dopo 30 anni ancora c'è voglia di venire. 20 anni. 20 anni. Ma ci auguriamo di arrivare a 30, ma ci auguriamo proprio. No, io ero ancora con i 31 anni della prima edizione, dell'edizione di Nuova Serenissimo, per me sto lì. Qualunque cosa tu mi chieda, la risposta per me è 30. E senti, allora, noi presenteremo questo libro, e quindi e ci sarà anche Mirko alla presentazione, se non sbaglio venerdì, no? Adesso io non so il numero. Esattamente, venerdì 6 al padiglione, al Movie Village, perdonami. Romix ha vari padiglioni, quello dove si svolge il Musicomics è il padiglione 8, mentre invece nel padiglione 5, il Movie Village, dove appunto il focus è quello del cinema, parleremo della vostra storia. Io cercherò di raccontarla, o meglio, cercherò di farmela raccontare, perché io invece sono un fruitore della vostra rivista, per cui avere i protagonisti di ciò che solitamente leggo a raccontarmi questi 20 anni sarà un gioco divertente da affrontare. Io però, perdonami, devo necessariamente ricordare i nostri partner, e cioè i partner che hanno contribuito ai premi speciali. ACMF, Associazione Compositori Musica per Film, di cui anche tu fai parte, che assegna ogni anno, quindi l'anno scorso e quest'anno replicheremo, una menzione alle produzioni internazionali. L'anno scorso è stato premiato Vangelis, c'è Nuovo Imaie che assegna ben 2 premi, uno appunto all'interpretazione di una sigla televisiva e l'altro al miglior doppiaggio musicale, e poi c'è la SIAE che assegna un premio speciale alla miglior colonna sonora di un prodotto d'animazione italiano, e quindi sono partner di cui andare particolarmente fieri. Ti devo fare un'ultima domanda proprio per ragioni radiofoniche. Mi dici una sigla negli ultimi 2 o 3 anni, però recente, che ti è rimasta particolarmente impressa? Tu mi fai una bella domanda. C'è una sigla che ho scritto e cantato, e quindi sono di parte, che è la sigla di Gumball. C'è una serie di Cartoon Network che è Il meraviglioso mondo di Gumball. Io al doppiaggio presto anche la voce a questo personaggetto, e ho cantato con i raggi fotonici e scritto questa sigla. Ne sono particolarmente fiero perché è una produzione che nasce in Italia e è stata acquisita da Cartoon Network America e messa a disposizione della piattaforma Mondo. Grazie della scelta. Allora, venite tutti al Romix / Musicomics dal 5 all'8 ottobre 2023 alla Fiera di Roma. Ciao a tutti, ciao Mirko. Ciao.